Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Joke, I like to buy the world a token, teach the world to sing in perfect harmony, and teach the world to snuff the fires and the liars. Hey, I know it's just a song, but it's fine for the recipe. This is a love attack. I know when our body's back, it's just like any fat. It retracts before impact, and just like fashion, it's a passion for the withered and hip. If you got the goods, they'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow with your skill alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the may be out tomorrow, but if we up the shine, you might as well be walking on the sun. 25 years ago, they spoke out and they broke out of recession and oppression, and together they took and they folk out with guitars around a bonfire, just singing and clapping. Man, what the hell happened? That someone spelled out, some were hellbound, some they fell down, and some got back up and fought back against the meltdown. And their kids were hippie chicks, all hypocrites, because fashion is smash on the true meaning of it. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow it, you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the may be out tomorrow, but if we off the shine, you might as well be walking on the sun. When our mama's handkerchief is soaked with the tears because her baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and focus on the close up. Mr. Wills can't reform. No God like hocus pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relate. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la puntata numero 1179 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Saltiamo a pie pari i riti di introduzione, vi ricordo solo radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online. E adesso il Qui Parlamento con l'onorevole Fabrizio Cecchetti, andiamo pure. Qui Parlamento. Buonasera onorevole, ben trovato. Buonasera allora onorevole, so che l'orologio ci corre un po' presto. Libertà. Grazie. So che l'orologio ci corre un po' presto, ma insomma, che cos'è questa proposta di legge per i distretti produttivi e la difesa del Made in Italy? Abbiamo perso l'onorevole. Vi ricordo intanto 340-670-9659 se volete essere dei nostri attraverso le vostre zap o WhatsApp, oppure 0292947222 che è il telefono quando ve lo dirò io. Stasera puntata abbastanza ricca e nel frattempo vediamo di ritrovare l'onorevole Cecchetti in modo tale da poter sentire insomma questo progetto di legge. Tra l'altro è una proposta di legge che è stata presentata quest'oggi e in particolare serve per dare una risposta concreta a quei territori che rappresentano. Eccoci, onorevole, mi sente? Ci siamo. Eccoci. Sì, ci siamo. Siamo in fase, siamo alla Camera dei Deputati in questo momento perché stiamo votando la fiducia al governo posta sul decreto sicurezza. Stava dicendo giustamente lei
una proposta di legge concreta per aiutare i territori, magari un po' più in difficoltà, ma i territori produttivi, per investire, il lavoro, dare la possibilità alle nostre aziende di essere sempre più competitive. Bene, in questo momento noi siamo alla Camera e saremo bloccati per 72 ore dalla sinistra, che si è messa a fare ostruzionismo pesante, molto pesante, sul decreto sicurezza, cioè quel decreto che va a aiutare le forze di polizia, quel decreto che aiuta i cittadini, che tutela maggiormente i cittadini, quel decreto che finalmente aumenta le possibilità di rimpatri per tutte le persone che sono sul nostro territorio e che non hanno diritto di stare sul nostro territorio. Insomma, un decreto che è un decreto di buon senso, che migliora la vita a tutti i cittadini di destra e di sinistra. Ebbene, noi, invece di essere qui in Parlamento a fare leggi per migliorare la situazione dei nostri cittadini in difficoltà in questo momento di congiuntura negativissima, con 2 guerre in corso, con l'inflazione, col caro energia, ecco, invece di fare provvedimenti in quel senso, siamo qua a ribattere all'ostruzionismo della sinistra su un decreto di buon senso. Detto ciò, ho depositato insieme ai colleghi della Lega una proposta di legge che vuole offrire una risposta concreta a quei territori che rappresentano il cuore produttivo del paese, che troppo spesso restano esclusi dai principali strumenti di sostegno allo sviluppo. Oggi esistono aree con le stesse caratteristiche produttive, le stesse difficoltà, ma trattate in modo diverso. Non è più accettabile. Per questo è necessario intervenire per garantire le pari opportunità in questo senso. Si tratta della ZES. Cos'è la ZES? È la zona economica speciale. In questo momento c'è già una legge che è entrata in vigore nel 2025 che prevede che alcune zone dell'Italia, soprattutto al sud e nel centro Italia, abbiano questo tipo di vantaggi e tutele, tant'è che la ZES consentono ai distretti altamente, noi vorremmo che questa ZES venisse estesa anche negli distretti altamente specializzati del centro-nord, per fare in modo di avere strumenti che possano aumentare sia gli incentivi per gli investimenti, per le nostre imprese, quindi poi al nostro lavoro, ma anche per la sburocratizzazione che molte volte mette in ginocchio le nostre realtà produttive. Io penso in particolare ai distretti artigianali e manifatturieri, come quello della calzatura, ad esempio, che è molto forte nelle Marche, ma che è molto forte ad esempio in territori lombardi, come quello del nord-ovest milanese con Parabiago, piuttosto che quello più relativo alla moda come Vigevano. Ebbene, in questo momento queste realtà, che subiscono come tutte le imprese in Italia anche una congiuntura internazionale sicuramente non favorevole, una concorrenza sleale, pensiamo ai comparti della moda e della calzatura e della manifattura con la Cina e con l'India, ebbene, questi, oltre ad avere questa situazione di concorrenza sleale, in questo momento con questa ZES unica, che è solamente attiva in alcune parti del nostro paese e non ad esempio nelle regioni del nord, c'è una doppia concorrenza sleale, no? Allora noi vogliamo introdurre queste facilitazioni anche in territori altamente produttivi delle regioni del nord, senza nulla togliere alle altre regioni. Questa legge non prevede aumento di spesa per nessuno, ma diventa assolutamente fondamentale. In un momento, ripeto, sicuramente complicato per tutte le aziende, quindi per le nostre attività produttive, e di conseguenza poi cosa accade? Che tante di queste aziende decidono di delocalizzare e quindi lasciano a casa molti lavoratori. Noi diciamo aumentiamo questa zona economica speciale affinché anche le aziende presenti ad esempio nelle regioni come la Lombardia, il Veneto e il Piemonte possano beneficiare di questi aiuti e questa possibilità di avere più investimenti e tutele relative appunto alla troppa burocrazia che è presente nel nostro paese, e in maniera tale che anche queste possano essere più competitive. Insomma, un progetto di legge penso assolutamente di buon senso in un momento sicuramente difficile e difficoltoso.
quello che veramente, ripeto, e lo abbiamo detto all'inizio del nostro intervento, è che invece di parlare di questi temi che potrebbero sicuramente migliorare la vita dei nostri cittadini, siamo qui a perdere tempo contro l'ostruzionismo di una sinistra che invece pensa sempre e solo agli altri, a quelli che magari arrivano in maniera clandestina nel nostro paese, e non pensano mai agli interessi reali dei nostri cittadini, dei nostri lavoratori, delle nostre aziende, che nonostante tutto stanno facendo assolutamente bene anche in termini di produzione e di produttività, ma che appunto molte volte non vengono aiutate dalla pubblica amministrazione. Quindi noi vogliamo fare questo, lo abbiamo fatto con questa proposta di legge, con tantissimi altri interventi portati avanti dai nostri ministri. Penso a tutte le iniziative che ha fatto il ministro Giorgetti in economia, tutelando le nostre imprese, tutelando gli interessi economici del nostro paese. Ebbene, ti cadono le braccia quando vedi che dall'altra parte l'unica iniziativa che hanno è quella di dire sempre no, di contrastare in maniera anche pretestuosa. Lo fanno sulla sicurezza, lo fanno su 1000 altri temi. Lo abbiamo visto anche sabato, quando migliaia di persone hanno invaso Piazza Duomo per chiedere un'Europa differente, per chiedere una situazione per il nostro paese migliore rispetto a quello che è in questo momento, portando anche lì proposte di buon senso, ad esempio quello che diceva proprio in questi giorni anche Matteo Salvini. Ci sono delle iniziative a livello europeo che invece di tutelare i nostri cittadini non perdono occasione per fare in modo che questa situazione peggiori, no? Lo si vede sul caro energia e lo si vede nella richiesta della Lega di, ad esempio, poter sforare il patto di stabilità in un momento dove tutti gli indici economici ci dicono che fortunatamente al governo c'era la Lega e c'era Giorgetti, siamo riusciti a mettere in sicurezza determinate situazioni, ma davanti a 2 guerre che sono assolutamente non volute e davanti appunto all'aumento degli aumenti dei prezzi e dell'inflazione, in questo momento bisogna fare anche un po' di debito, ma per aiutare i nostri cittadini, per aiutare le nostre aziende. Ebbene, questi ti rispondono che invece non siamo ancora in una fase recessiva a livello economico e quindi non è assolutamente necessario in questo momento poter dare più aiuto ai cittadini e alle nostre imprese. Cosa aspettiamo? Di andare appunto a catafascio e poi a quel punto intervenire? Ecco, questa proposta e questa idea europea di chi ci governa in Europa non è assolutamente condivisibile, ma qui lo diciamo non perché siamo brutti e cattivi e siamo contro l'Europa e euroscettici, no. Qua vuol dire parlare di buon senso, e in questi giorni dall'Europa e da determinate situazioni che arrivano questo non appare, non arriva. Quindi come Lega cerchiamo anche nella presentazione di queste proposte di legge come la ZES unica, allargarla in territori che sono sempre stati competitivi ma in questo momento stanno soffrendo maggiormente la crisi internazionale, di dare una mano, di aiutare e quindi di cercare di star vicino, come abbiamo sempre fatto come Lega, ai territori e alle nostre imprese, ai nostri cittadini e lavoratori. Molto bene, io la voglio ringraziare, le auguro buon lavoro per quanto state per fare adesso alla Camera e ci ritroviamo presto. Grazie a lei. Buon lavoro a lei e un saluto agli ascoltatori di Radio Libertà. Buonasera. Buona serata, pausa e adesso pubblicità e poi torniamo con Rino Gaetano, Spendi, Spandi e Fendi del 1977, a tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free,
la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Broncofree a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. E senza benzina o gasolina, soltanto un litro in cambio ti do, Cristina. Se vuoi la chiudo pure in monastero, ma dammi un litro di oro nero. Ti sei fatto il palazzo sul Giambo, noi invece corriamo sempre appresso all'Ambo. Ambo terno, tombolecci inquina, se vinco mi danno un litro di benzina. Spendi, spandi, spandi, spendi e fendi, ce l'hai. Spendi, spandi, spandi, spendi e fendi, ce l'hai. Spider Coupé, GT Alfetta, a 200 c'è sempre una donna che t'aspetta, sdraiata sul cofano all'autosalone, e ti dice prendimi ma schiaccio libidinoso coglione. Non più a gas ma kerosene, il riscaldamento centralizzato più riscalda e più conviene. Niente carbone mai più metano, pace, prosperità e lunga vita al sultano. Spendi, spandi, spandi, spendi e fendi, ce l'hai. Spendi, spandi, spandi, spendi e fendi, ce l'hai. Di nuovo a te la linea, Antonino.
Grazie Natalia, questo era Rino Gaetano con Spendi, Spandi e Fendi, anno di grazia 1977, ma adesso arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi con Il diritto al rovescio. Se siamo pronti, vai pure Natalia. Fra i due litiganti il terzo gode, diceva un vecchio proverbio. Adesso, con riferimento alla guerra in corso fra israeliani e americani da una parte e iraniani dall'altra, il terzo non gode più, ma anzi paga e pesantemente. Infatti i costi di questo conflitto vengono pagati soprattutto dall'Europa, dato che i suoi rifornimenti energetici diventano non solo sempre più costosi, ma anche sempre più improbabili. L'Europa inoltre paga anche in un altro modo. Infatti, per ogni petroliera che passa per lo stretto di Hormuz, gli iraniani pretendono il pagamento di $2 milioni che, dicono, servono a pagare i danni fatti dalla guerra sinora. Ma siccome gli USA e Israele, che hanno bombardato l'Iran, non hanno bisogno del petrolio di Teheran, saranno gli europei a pagare i danni prodotti dagli israelo-americani, perché loro non sono dipendenti dal petrolio persiano. Molto bene, le 18:40 minuti e 57 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Parliamo di petrolio, ma parliamo anche di politica. Qui a Zoom il Drive Time in mezzo ai fatti, puntata numero 1179. Con chi? Con il professor Antonio Maria Rinaldi, che è tornato alla grandissima. Vai pure Natalia. E allora è tornato, signore e signori, ho il piacere di ritrovare una persona che io mi permetto di considerare un amico, oltre che un ottimo ospite sia di Zoom che della nostra radio, il professor Antonio Maria Rinaldi. Professore, veramente bentornato e un abbraccio grande. Troppo buono e grazie dell'invito, sempre molto molto gradito, grazie. Allora, professore, intanto la domanda è: dove eravamo rimasti? Perché qui mi pare che tra petrolio, Hormuz e situazione politica italiana e internazionale ce ne sarebbero da dire cose. Anche troppe, anzi a dire la verità, proprio questa mattina mi tornava in mente quando si andava a scuola e giustamente si insegnava la Divina Commedia di Dante, in cui praticamente Dante metteva gli ignavi, una sorta di pre-inferno, no? Sì. Perché dico questo? Perché c'è un'analogia con il comportamento dell'Unione Europea. Non so se avete notato, ma nei grandi temi, nell'agenda dell'Unione Europea per quanto riguarda i grossissimi temi che purtroppo siamo chiamati a subire, l'Unione Europea si comporta da ignavo, cioè non prende nessuna decisione. E allora mi è ritornato in mente Dante quando diceva che questi signori sono peggio di chi prende decisioni sbagliate, perché almeno fanno delle scelte. Questi non fanno neanche le scelte. L'abbiamo visto in 100.000 dossier dove l'Unione Europea preferisce attendere, aspettare, guardare, e se prende qualche provvedimento lo fa tardivo e in maniera sbagliata. Tanto alla fine poi chi è che paga siamo noi. Insomma, certo. Alla fine il conto lo paghiamo noi. C'è una sorta di, come si chiama, di azzardo morale. L'azzardo morale è quando tu metti nelle condizioni una persona di non rispondere delle proprie azioni, qualsiasi cosa fa. Noi sappiamo che nella vita reale chi sbaglia, almeno teoricamente, dovrebbe pagare, no? Mentre invece vediamo questi signori, questi funzionari, questi dirigenti, questi commissari di Bruxelles, qualsiasi cosa facciano, alla fine non gli si chiede il conto. E allora continuano imperterriti, però poi dopo il conticino, anzi il conto grosso lo paghiamo noi. E qui purtroppo abbiamo visto che dopo la lezione dell'Ucraina, le sanzioni fatte in maniera sbagliata che hanno penalizzato le aziende italiane, perché è molto facile mettere sanzioni senza considerare poi gli effetti preventivi che queste
fanno nei confronti dei paesi che le mettono, no? Sono tutti buoni. Io vorrei sapere quando la signora Ursula von der Leyen ha tirato fuori i vari pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia, se si è mai domandata cosa sarebbe successo nei confronti dei conti economici delle aziende italiane, che ricordo sono piccolissime, micro, è la forza dell'Italia. Nessuno gli è andato a dire: scusa, ma tu che hai tanto fatto, ti sei tanto prodigata per instaurare dei rapporti magari con la Russia, poi all'improvviso non si sa come mai ti ritrovi che non puoi più andare su quei mercati. L'Unione Europea ti ha detto: ti do uno storno, ti faccio qualche cosa? Non mi sembra, anzi, tutt'altro. E questo è il vero problema, diciamo, fondamentale, cioè il fatto che non fanno nessun piano preventivo dei loro effetti. Nessuno è andato a dire: cara signora Ursula von der Leyen, è molto semplice aprire il microfono e fare grandi annunci. Poi però l'azienda che produce in Italia, che si ritrova, poveraccia, con il fatturato decimato, tu gli hai dato qualcosa? No. Quell'azienda deve pagare i lavoratori, deve pagare le tasse, deve pagare le materie prime, deve pagare un sacco di cose, e quindi tu la condanni. Questo è il vero problema dell'Unione Europea. Molto probabilmente, e questo, a dire la verità, credo di sfondare una porta aperta, questi signori non hanno mai lavorato un minuto nell'economia reale, perché sono degli errori madornali. Io ho provato anche, quando ero a Bruxelles, a fare interrogazioni anche piuttosto pesanti, urgenti, per sollevare questo problema, ma le risposte, come dico sempre io, erano del tono di Amici miei. Vi ricordate i famosi film con Tognazzi? Sì, le supercazzole. Esatto, ti rispondevano così. Come se fosse Antani, blinda di petrolio. Esatto. Quando, almeno così ricordo, perché che avevano prospettato l'Unione Europea come il Bengodi: meno male, adesso siamo tutelati, adesso le aziende avranno finalmente una tutela generalizzata. No, non mi sembra, anzi tutt'altro, perché le aziende chiedono solo una cosa: di poter lavorare in pace, di poter essere assistite quando devono essere assistite, perché è giusto, specialmente nei casi in cui l'azienda non c'entra nulla. Dice: sai, io mi ritrovo in una situazione in cui non è colpa di scelte aziendali, ma di problemi esterni, e quindi tu mi devi aiutare per garantire anche l'occupazione e il tessuto produttivo del paese, e per continuare anche, fra l'altro, a dare ai cittadini quel potere di acquisto. Ma se non lo fa, non va bene. Allora che ci stai a fare? Scusate questa mia, diciamo così, sfogo, ma credo che sia nell'animo di tutti quanti gli italiani, perché lo stiamo pagando sulla nostra pelle. Questo è il vero problema. Su questo mi sembra uno sfogo che mi sento di sostenere. E in tutto questo però, professore, allora qua sta montando una vera e propria telenovela su questo benedetto stretto di Hormuz, dal quale, come tutti noi, diciamo, appassionati del petrolio sappiamo, passa il 20% del greggio consumato nel mondo. L'Arabia Saudita ha attivato questo suo oleodotto est-ovest e quindi 7 milioni di barili li scarica nel Mar Rosso. Il problema è che il mare non permette il passaggio delle varie Africa Max, delle varie super petroliere, e quindi c'è bisogno di petroliere più piccole. Suez non permette il passaggio di questi mostri che portano più di 200-300 mila tonnellate di greggio a carico. E allora, nel frattempo, che si fa? Allora, la domanda che tutti quanti fanno giustamente è questa: ma come mai, se passa il 20% del greggio diciamo mondiale, del traffico mondiale, tutto il mondo si ritrova in crisi profondissima? Oddio, cioè. Allora bisogna fare una precisazione, è una questione settoriale. Allora, di quel 20% ci sono alcune categorie, a iniziare dal kerosene per gli aerei, cioè il jet fuel, che invece una quota enorme passa proprio da Hormuz, quindi potrebbero effettivamente esserci dei problemi di approvvigionamento a, diciamo, breve termine.
Dopodiché c'è anche un altro problema, e anche qui sempre il discorso perché le grandi multinazionali stanno lì a guardare il guadagno pure di qualche centesimo perché non sanno più dove trarne profitto. Gran parte del greggio che passa lì è anche già gasolio, cioè diesel per le macchine diesel, perché risulta più conveniente lavorarlo in loco, quindi nei paesi che si affacciano sul Golfo, invece di produrlo direttamente alla destinazione finale. E quindi tant'è vero, abbiamo visto che il prezzo del diesel alla pompa è più alto rispetto a quello della benzina. Storicamente non era mai avvenuto, in genere era inferiore, non solo perché le accise erano inferiori sul diesel per trazione rispetto alla benzina, ma i nostri bravi, tanto per dirne un'altra, dell'Unione Europea hanno qualche mese fa indotto i vari Paesi membri a uniformare la tassazione su diesel e benzina. Tant'è vero, se ricordate, l'altro anno, a fine anno, ci fu l'uniformità delle accise che gravano sia sul gasolio che sulla benzina. Dopodiché il fatto che l'approvvigionamento passi gran parte dal Golfo ha aumentato chiaramente il costo. Poi sicuramente c'è una grande dose di speculazione, perché c'è e purtroppo è estremamente difficile da eliminare, ma d'altronde l'abbiamo visto anche in tempi recenti di tensione, quando ci fu la famosa pandemia. Anche se andavamo a comprare le zucchine al mercato, le zucchine costavano molto di più. Poi esiste una legge economica che la voglio sintetizzare in una frase simpatica, perché si dice così, non l'ho inventata io: i prezzi in genere salgono come razzi e scendono come piume, e ce ne siamo accorti. Quindi se dovesse normalizzarsi in questo momento, mentre noi stiamo parlando, la situazione nel Golfo, ad Hormuz, state certi che la normalizzazione dei prezzi, se avviene, cosa che dubito, può avvenire dopo molto tempo. Perché? Perché sappiamo benissimo come funzionano i mercati, l'abbiamo visto, ma ripeto, non solo nel petrolio, ma anche su altri beni comuni, diciamo. Purtroppo è così. Si dice al governo deve controllare, deve mandare la Guardia di Finanza, deve mandare i carabinieri, deve fare. Cosa possono fare obiettivamente? Vi ricordate quando ci fu l'introduzione dell'euro, sì, il 1° di gennaio del 2002? Tutti dissero: ma dice il governo deve controllare i prezzi. Come fai? Metti un carabiniere o un finanziere a ogni porta di negozio, per dire? Cioè, anche obiettivamente come si può fare? Certo, ci sono stati dei casi in cui hanno cambiato l'etichetta facendo praticamente 1.000 lire un euro, quindi si sono raddoppiati, cosa che è avvenuto anche in altri paesi dell'Unione Europea. Però vi dico che è estremamente difficile. Certo, dovrebbe esserci una coscienza popolare per il quale, quando vedi dei prezzi assurdi, uno dice no, non lo compro. Sempre scomodando le famose zucchine, vi siete accorti che se voi andate verso l'1:30, le 2 in un mercato, quando praticamente è rimasta la roba un po' invenduta, che stanno chiudendo, stanno togliendo le cassette, se tu vai lì, le zucchine che ti vendevano a 2,5 euro te le vendono pure a 1 euro, pur di togliersele, giusto? Ecco, perché funziona così il mercato. Allora, se noi andiamo a fare la spesa, certo dobbiamo mangiare, non dico a questo punto non mangiamo più, ma se vediamo dei prezzi così elevati, uno dice no, mi dispiace, a questo prezzo io non lo compro. Gli rimane sul bancone e vedete che poi i prezzi scendono. Sono leggi di mercato, lo so, lo devono fare tutti, però, perché se lo faccio solo io non succede niente, se lo facciamo noi due non succede niente, ma se iniziano a farlo in molti i prezzi scendono. Queste sono delle elementari regole di mercato. Quindi nel prossimo futuro, purtroppo, anche con le condizioni migliori, cioè apertura di Suez, di Hormuz, dubito che i prezzi alla pompa diminuiscano.
con la stessa intensità con cui sono saliti. Poi chiaramente c'è ancora il nodo irrisolto della Russia, e qui vorrei aprire un piccolo capitolo. Sì. Io capisco tutto e il contrario di tutto, però vorrei fare una domanda. Chiari signori, noi abbiamo messo l'embargo nei confronti del petrolio e del gas russo, ma i russi continuano comunque a venderlo, sia il gas che il petrolio, ad altri, a iniziare dalla Cina, dall'India, di contrabbando. Quindi praticamente noi ci siamo autopuniti senza l'effetto di punire la Russia. Dice: guarda, non compriamo più, la Russia è strangolata, non gli entra più $1 da fuori perché nessuno compra. No, se lo vanno a vendere da altre parti, e quindi ci siamo autopuniti. Allora la mia ricetta è questa, cari signori, che l'Europa abbia un ruolo di mediazione e metta intorno a un tavolo sia gli ucraini che i russi, e dire: basta, arrivate a una conclusione. Qualsiasi tipo di pace è sicuramente preferibile a qualsiasi atto ostile. Sono passati più di 4 anni, non si vede all'orizzonte nulla, non si può andare all'infinito. Ci sono centinaia di migliaia di morti, di persone che non c'entrano assolutamente niente, di persone anziane, di donne, di bambini, di minori. Basta. E qui l'Unione Europea, a dire la verità, mi sembra che questo ruolo di mediazione se l'è completamente scordato. Quindi dovrebbe in tutti i modi, in tutte le maniere, cercare di andare verso una soluzione comunque pacifica. Ognuno deve rinunciare a qualche cosa, ma sicuramente se si fa la pace vincono tutte e due. Questo è l'obiettivo, è quello che sento io. Dopodiché si cerca di normalizzare una situazione, altrimenti continuiamo a pagarci noi come cittadini e come imprese. E non parlo solo d'Italia. Pienamente d'accordo. Senta, professore, in tutto questo diamo un'occhiata anche alla politica attuale, a questo governo, a come vanno le cose. Lei come la vede la situazione attuale? Secondo lei questo governo da qui alle elezioni quali colpi deve assestare che convincano l'elettorato? Usciamo da un referendum sulla giustizia che è stata una sonora sconfitta per il centrodestra. Ora c'è questa polemica sui famosi 615 euro per gli avvocati se fanno rimpatriare i loro assistiti. Insomma, mi pare che siamo un po' in confusione, o no? Allora, io sono l'ultima persona in grado di dare dei giudizi o dare delle, imbeccate al governo. Parlo da un semplice cittadino che vive la quotidianità e quindi ogni giorno vedo quello che succede e quello che non succede, e quindi do delle mie opinioni, quindi prendetele un po' con le pinze, come si dice. Allora, io ho una mia impressione personale. Questo governo, io conosco la Giorgia Meloni e vi dico molto sinceramente che è una donna estremamente preparata. Guardate che l'Italia ha riavuto finalmente un ruolo internazionale che difficilmente aveva avuto. Parla perfettamente inglese, riesce a rapportarsi con i leader, è stimata e rispettata, cosa che vi dico sinceramente, da italiano la cosa mi fa molto, ma molto, molto, molto piacere, ve lo dico proprio sinceramente. Lei è sicuramente una donna che si è fatta veramente da sola ed è sicuramente una persona con estrema grinta, per dirla in maniera semplice, dà da bere a molti uomini, sicuramente ha un carattere, insomma è una leader che sa fare il suo mestiere. La stessa cosa però, ve lo dico sinceramente, magari entrando un po' in polemica, ma non voglio per carità dare fastidio a nessuno, non tutti sono alla sua altezza. Ecco, questo è quello che io in questo momento dico. Allora, tante volte bisogna avere pure il coraggio di rivedere un po' alcune posizioni, e secondo me è un'azione di forza e non di debolezza. Questa è la mia visione, poi magari qualcuno dice no, guarda, ti sbagli. Questa è una mia visione, è una mia interpretazione. Farebbe secondo me bene alla compagine del governo. Manca un anno
se non meno, alle prossime elezioni. Bisogna un po' serrare i ranghi e far vedere in maniera tangibile che si sta facendo qualcosa. Guardate, ve lo dico anche con un po' di polemica, gli italiani, tutti i cittadini del mondo che vanno a votare, votano non con la testa o col cuore, votano con il portafoglio, e l'abbiamo visto nelle precedenti stagioni. Chi ha utilizzato questa leva poi ha avuto anche un successo. È da dire anche un'altra cosa, che quello che noi stiamo assistendo adesso all'opposizione, diciamo, ecco, fra i partiti dell'opposizione, diciamo, non dico che mi fa stare tranquillo, essendo uomo di centrodestra, diciamo, abbastanza, diciamo, dichiarato, ma vedo che c'è una bella confusione, con un Conte che vuole a tutti i costi avere un ruolo leader e fagocitare, diciamo, il PD. Ricordo ancora quando il Movimento 5 Stelle si esercitava diciamo in considerazioni non del tutto, diciamo, educate nei confronti del PD. Non so se vi ricordate che cosa diceva. Me lo ricordo, sì. Ce lo ricordiamo bene. Lo chiamavano. Esatto, ma quello credo che sia una delle diciamo delle affermazioni meno violente, meno invasive, anche con delle affermazioni piuttosto pesantine. Ora, il fatto di addirittura arrivare a un punto in cui il Movimento 5 Stelle per mezzo di Conte voglia fare da guida politica e quindi fare di OPA borsistico nei confronti del PD, mi chiedo dentro di me se esponenti del PD siano contenti, ovvero se gli elettori del PD siano contenti di avere poi come punto di riferimento e di rappresentanza il capo del Movimento 5 Stelle. Anche questa è una considerazione da fare, e non mi sembra che tutti quanti siano proprio particolarmente entusiasti di questa cosa, mi sembra. Quindi anche loro hanno dei grossi problemini. Domanda classica, proprio domanda da bar, no? Quando ma tu in alternativa al governo Meloni, per carità, qualsiasi governo ha dei punti deboli, non potrebbe fare meglio, io sono il primo a dirlo, ma ti sentiresti più tutelato con un governo con il Movimento 5 Stelle e con questo PD della Schlein, con Fratoianni, con Bonelli, con questa gente qui, con la Salis, perché poi alla fine pure lei rientra nel calderone, no? E addirittura magari con un Renzi che si mette in mezzo, che fa il furbetto, che magari con quel 2% inizia a fare il capetto, eccetera. Non lo so, io faccio questa domanda. Gli italiani si sentirebbero più tutelati? Ma non mi sembra, così a occhio, però posso sbagliarmi, però è più che legittimo dirlo, pensarlo e soprattutto, diciamo, prospettarlo per il futuro. Anche in Europa abbiamo visto che c'è stato un piccolo, diciamo così, riallineamento. Abbiamo visto che nella precedente legislatura, la nona, c'era un PPE, Partito Popolare Europeo, molto molto influenzato dai socialisti. Adesso mi sembra che stiano prendendo moltissimo le distanze e si cerca un pochino di correggere quelle esagerazioni ideologiche, le chiamo, no? Che sono state purtroppo perpetrate negli ultimi anni, anzi negli ultimi decenni, proprio al Parlamento europeo, a iniziare dalla transizione green, dove, ripeto, io sono, credo, la persona più favorevole al green, però bisogna farlo in una maniera sostenibile, non in maniera ideologica e anche proprio, mi permetto di dire, stupida come è stata concepita dall'Unione Europea, perché il fatto di fare delle normative così draconiane, dal 35 solo l'elettrico, cioè questi hanno immaginato che la transazione possa avvenire solo per mezzo dell'elettrico e non con altre forme alternative che possono passare dai carburanti, biocarburanti. Noi abbiamo una serie di possibilità alternative, invece è precluso tutto, enormi problemi. Primo, di dipendenza dalla Cina, che purtroppo
o le materie prime, iniziare dal litio, dal cadmio, dal rame, cioè non risolvendo certo il problema del CO2, lo sposti il problema, non lo facciamo qui, lo fanno da un'altra parte per l'estrazione di questo. Poi l'energia elettrica come la produci? Non è che c'è la bacchetta magica, lo produci sempre con il fossile, lo produci sempre emettendo CO2, quindi tu sposti il problema, ma soprattutto creando enormi problemi di occupazione. Abbiamo visto in Germania che è leader nell'esportazione delle autovetture, che si sono adesso riconvertiti a fare dei armati, insomma hanno fatto dei danni questi in Europa solo per seguire le ideologie incalcolabili che noi pagheremo chissà per quanto tempo. E ve ne dico pure un'altra: conoscendo i meccanismi di Bruxelles, purtroppo per poter tornare indietro a dei regolamenti deliberati è difficilissimo, cioè per smontare adesso tutto il regolamento del green non è che si arriva come i governi nazionali fanno un decreto, no, è un qualche cosa di estremamente difficile, bisogna rimettere in piedi un sistema dove anche difficoltà tecniche per poterlo fare, quindi ci siamo messi in un vicolo cieco praticamente e paghiamo e pagheremo chiaramente le conseguenze, perché avete visto l'industria automobilistica, tutto l'indotto che c'è dietro inizia a avere grossissimi problemi e abbiamo dato il via libera alla Cina. Allora, siccome a pensar male si fa un peccato, però insomma azzecca sempre, ma queste cose che sono state dette anche dal sottoscritto in tutte le lingue, ma faceva comodo a qualcuno? Cioè qualcuno è possibile che era così sordo e cieco nel non capire preventivamente i problemi che si sarebbero comunque creati? Gli è stato detto se non ci arrivavano con la propria testa, ve lo garantisco, anche il sottoscritto gliel'ha detto 1000 volte in aula, quindi non so quello che pensare, quindi se qualcuno è malizioso io dico che ha ragione, ecco. Professore, per finire, Roma e Milano? Roma-Milano è una bella sfida perché il prossimo anno ci saranno le elezioni comunali, amministrative. Secondo me, vi dico sinceramente che mettiamo una nota personale, io mi sono ben volentieri prestato a gennaio ad accettare da parte della Lega la candidatura di bandiere, chiamiamola così, per il sindaco di Roma, soprattutto per indurre i nostri amici alleati, ribadisco alleati, amici del centrodestra, di fare delle scelte preventive, non all'ultimo minuto, perché vedete il centrodestra ha un pochino il vizietto, diciamocelo tranquillamente, di formulare nominativi, squadre per le amministrative all'ultimo momento, e secondo me è sbagliato. Innanzitutto è una questione anche nei confronti dei cittadini, degli elettori, è una questione anche di cortesia, dice io ti dico già da prima, così conosci le persone, conosci bene i programmi, non all'ultimo minuto. E poi non bisogna dare spazio alla controparte, perché ad esempio a Roma c'è Gualtieri che sta facendo campagna elettorale da 5 anni, praticamente dal giorno in cui è stato eletto, e quindi perché dargli tutto questo spazio? Quindi io mi sono così prestato con piacere all'invito della Lega e mi sto dando da fare specialmente nei territori di periferia. Mi auguro che il centrodestra faccia sintesi quanto prima. Io sono disponibilissimo a fare un passo indietro nel momento in cui il centrodestra in maniera unitaria formuli un nome credibile per portarlo fino in fondo, anzi sarò il primo ad aiutarlo sul palco, a battere le mani sul palco, a supportarlo affinché Roma torni alla centrodestra. Stessa cosa mi auguro a Milano, vi dico sinceramente, perché Sala non credo che sia nell'animo dei milanesi il migliore dei sindaci, diciamo. Ecco. Anche io ascolto i telegiornali, guardo i telegiornali e vedo che un po' di insofferenza c'è, ecco, per le scelte fatte, e la stessa cosa anche per Roma. Molto bene, professore, allora grazie, al piacere di risentirci presto. Ma il piacere è mio ed è sempre un piacere sentire gli amici della radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online
semplicemente radiolibertà.net. You have to let that rock and roll. The oil down the desert way has been shaken to the top. The shaking drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was standing on the radiator grill. Shawty don't like it. By order of the prophet, by that boogie sound, degenerate the faithful with that crazy Casbah sound. But the fellow when they brought out the electric cattle drum, the local guitar picking drums, guitar picking drum. As soon as the sheriff cleared the square, they began to wave. Oh, they really black on me. The crowd say it's cool to think this chanting thing. But as the wind changed direction and the triple band took fire, the crowd got a whiff like crazy campfire. King called up his jet fighters. He said you better run your pay. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia. Alle 19:11 minuti e 12 secondi avete appena ascoltato i The Clash con Rock the Casbah dal 1982. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1179 di Zoom. C'è una zappa del nostro Maurizio al 340-670-9659 che commenta la chiacchierata con il professor Rinaldi. Rinaldi, è sbagliato ad accettare la candidatura a sindaco, a Roma un Fratello d'Italia, al nord noi se ce la facciamo, Maurizio. Ma sai, magari alle volte certe mosse si fanno proprio per discutere questa possibilità, perché no? Invece io vi do una notizia che ascolterete questa sera a 5 minuti, perché è un'ansa che è stata battuta alle 18:24. Aprite bene le orecchie, la Marina Militare ha pianificato l'invio di 4 navi da guerra a Hormuz. La pianificazione prudenziale che ha fatto il Capo di Stato Maggiore della Difesa prevede un gruppo basato su 2 cacciamine con un'unità di scorta e una logistica che ci permette di aumentare il periodo. In tutto 4 navi. Ovviamente noi non andiamo da soli, andiamo all'interno di una coalizione internazionale, anche le altre nazioni manderanno dei cacciamine. In Europa ci sono Francia e Inghilterra e un gruppo congiunto tra Olanda e Belgio. Così il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Giuseppe Berutti Bergotto, a 5 minuti in merito a un'eventuale missione nello stretto di Hormuz. Questa è la notizia di questa sera. La Marina Militare italiana si prepara a inviare 4 unità nello stretto di Hormuz. 2, ripeto, saranno dei cacciamine, perché le navi da guerra sono tutte di sesso maschile, quindi dei cacciamine, un'unità d'appoggio e un'ulteriore unità scorta. Probabilmente manderanno una rifornitrice di squadra. Vedremo un pochettino che cosa la Marina sceglierà di schierare, anche perché voglio dire,
le possibilità non mancano alla nostra Marina Militare Italiana. Con questo noi andiamo avanti con la trasmissione, parliamo invece di terrorismo islamico e parliamo soprattutto dei salafiti che attraverso internet e soprattutto TikTok fanno propaganda al loro stile di vita, ai loro valori, la loro ideologia, questa sì, folle. Cosa possiamo fare per difenderci? Cosa si può fare per frenare un problema come questo? L'ho chiesto alla collega Francesca Musacchio del Tempo. Sentite che cosa mi ha detto. Io ho il piacere di ritrovare stasera la nostra Francesca Musacchio, valentissima collega del Tempo. E io ho qui tra le mani un suo pezzo uscito lunedì 20 di aprile, la predicazione salafita si diffonde sul web, mette radici in Italia. Come funziona la rete ramificata mobile transnazionale che utilizza i canali social per promuovere l'Islam radicale. Francesca, correggimi se sbaglio, ma salafita vuol dire fratelli musulmani o mi sbaglio? Sì, ma diciamo che oltre ai fratelli musulmani è il salafismo, diciamo è la corrente ultraconservatrice dell'Islam. Da qui, dalla predicazione ultraconservatrice, una parte di questa predicazione diventa il jihadismo, ok? Sì. Quindi è la culla, la base, la madre dello jihadismo e quindi del terrorismo. Ecco, come hanno fatto questi ad arrivare fino in Italia? Perché non è la prima volta che leggiamo sulle notizie, sulle ultime news. Qualche tempo fa è successo, credo il mese scorso o a febbraio, a Palermo, ne avevano arrestati 2, anche questi che si stavano radicalizzando, anche questi con i video, con i tutorial, con tutto il materiale che inneggia alla distruzione del Vaticano, che devono issare la bandiera nera dell'ISIS, tutta questa roba qua. Cioè, come fa questo Islam politico molto pericoloso a entrare inosservato nelle nostre case e soprattutto nelle teste di qualcuno? Ma guarda, la rete intanto aiuta tantissimo, perché da anni, internet è usato abbondantemente, da tutte le realtà dell'estremismo islamico e non solo. Quindi la rete consente di arrivare laddove, diciamo la distanza geografica, crea degli impedimenti. Certo. E quindi, attraverso la rete, attraverso i social soprattutto, si può diffondere un messaggio in tutti gli angoli del mondo. Ed è quello che, da anni, fanno le realtà, Al-Qaeda, ISIS. Ricorderai perfettamente che negli anni, del califfato, quando c'è stata la Sì. guerra in Siria, ecco, ISIS per esempio in quella circostanza ha usato moltissimo la rete attraverso la quale diffondeva sui social, usava anche Twitter, poi a un certo punto si sono resi conto che forse erano degli account da chiudere, però intanto hanno divulgato, divulgavano qualunque tipo di attività, dalle riviste patinate, dove, diciamo che erano poi, tra virgolette, tra moltissime virgolette ovviamente, l'organo politico di ISIS, fino a, locandine minacciose, messaggi, comunicati, tutto questo mondo. E in rete poi su alcune piattaforme, su alcuni siti circolavano anche, oltre alle riviste, circolavano, pamphlet di addestramento, pamphlet ideologici, qualunque cosa. I video, soprattutto molti video dove si vedevano sgozzamenti, decapitazioni, uccisioni, massacri, addestramenti di bambini, nei campi dell'ISIS, un mondo. E oggi questa rete si è affinata e utilizza anche un altro tipo di, chiamiamola piattaforma. Ci sono queste agenzie di servizi che organizzano i tour dei predicatori, dei cosiddetti tabligh, che vanno in giro per il mondo e fanno le loro conferenze, chiamiamole così, e ci sono queste agenzie che organizzano proprio questi tour. Quindi trovano le location, organizzano i viaggi, i luoghi, tutto quello che è
come dire, sono delle agenzie che offrono servizi per organizzare eventi. Poi diciamo, in una parte dei siti di queste agenzie trovi diciamo, l'aggiunta eventi spirituali e religiosi, senza specificare che cosa. Quindi tu non puoi, come dire, accusarli di nulla, però loro fanno in modo che questi tabligh possano trovare luoghi dove andare a predicare, sale, non in mezzo alla strada, non in una moschea, delle sale vere e proprie, sale conferenze, sale convegni, dove si riuniscono, fanno le loro predicazioni e ovviamente poi i video vanno su YouTube, su TikTok, su Facebook, una serie di contenuti che sono prodotti in qualunque paese del mondo e poi vengono rilanciati in rete e la predicazione continua, quindi non c'è bisogno più di avere un contatto fisico, che pure avviene in questi convegni, in queste conferenze, però poi il grosso del lavoro lo fa la divulgazione in rete e attraverso questa divulgazione i messaggi contro l'Occidente, contro i miscredenti, contro gli Stati Uniti, tutto quello che conosciamo della dottrina islamista viene veicolato e purtroppo, come dire, non si riesce ad avere un argine perché il web è immenso, perché le piattaforme social non riescono o non vogliono, questo poi bisognerebbe chiederlo a loro, gestire determinati contenuti. Quindi nel frattempo io qualche tempo fa ho scoperto, e ne ho anche scritto, un fenomeno che soprattutto su TikTok mi ha, non dico scioccata perché non mi ha sorpresa, però mi ha fatto riflettere. Ci sono una serie di profili TikTok, che credo vadano poi anche su altre piattaforme, penso Facebook, YouTube, eccetera, di donne anche convertite italiane che pubblicizzano gli abiti modesti, che già detta così ti lascia un po' perplessa, no? Gli abiti modesti sono gli abiti che indossano le donne di fede musulmana e vengono presentati, quindi non c'è nessun profilo di terrorismo in tutto questo, però è il pensiero che viene diffuso. Vengono presentati come capi d'abbigliamento splendidi, meravigliosi e quindi le gonne, il velo in vari tessuti, in vari colori, gli abbinamenti e ti presentano questo modo di vestire, quindi tutta coperta, come se fosse la cosa più naturale del mondo, che per chi è di fede musulmana sicuramente lo è, okay, però non è che si propone solo l'abbigliamento, la gonna, si propone uno stile di vita, un modo di vivere, una Sì. religione. E allora, fermo restando che, ripeto, in questa forma di manifestazione non puoi evidentemente trovare un profilo penale, perché non c'è, ma puoi invece trovare una questione ideologica che viene presentata nel modo migliore, nascondendo tutto il resto. Voglio dire, andare al mare per una donna occidentale significa mettersi il costume da bagno, no, e questo accade in quasi tutto il mondo, tranne in alcuni contesti, e queste donne ti raccontano quanto è bello mettersi il burkini, quindi andare al mare coperte dalla testa ai piedi, e e ti propongono dei burkini colorati, mhmm, Sì, di un certo effettivamente. capito? E poi però te li trovi anche nella comunicazione dell'Unione Europea, come qualche Eh. mese fa, che hanno fatto il manifesto con quella col velo in testa. Allora, sì, è un po' se tu questo lo colleghi al ruolo che le donne non hanno all'interno della religione islamica, perché non hanno un ruolo, se non un ruolo di No, sono degli suba zeri. esatto, Spiace e dirlo, ma
Esatto, così facendo tu veicoli quel messaggio, facendo credere che coprirsi la testa sia quasi, come dire, una scelta di outfit e non una questione religiosa, ideologica, politica, sociale. E questo rischia di attecchire su, come dire, su persone che magari molto giovani o che non hanno un'adeguata preparazione, sul contesto ed è io lo trovo grave e lo trovo ancora più grave il fatto che queste cose vengano fatte con questa soprattutto da ci sono molte donne convertite italiane che propongono questo stile di vita. Per carità, ognuno vive come vuole, però bisogna analizzare, ripeto, non il capo d'abbigliamento in sé, del quale diciamo mi interessa tanto quanto, è il simbolo, è quello che si porta dietro quel capo di abbigliamento che diventa qualcosa di più grave, perché noi in Occidente le donne hanno combattuto decenni di battaglie per arrivare al voto, l'emancipazione, la parità sociale, le quote rosa, tutte queste il divorzio, tutte queste cose qui che abbiamo combattuto per avere anche col sangue e adesso ci viene raccontato che coprirsi la testa, mettersi abiti modesti, coprirsi il corpo, andare al mare in burkini è una cosa meravigliosa. Per carità, c'è chi lo vuole fare ed è libero di farlo, ma non ci venite a dire che queste sono cose perché noi abbiamo lottato per queste conquiste, abbiamo veramente lottato. Però è un po' un fatto che poi sui social dove ovviamente accedono, persone, uomini e donne, ragazzi e ragazze molto giovani con una preparazione, ancora acerba, chiediamoci che effetto può fare. Sai qual è il fatto? È che se tu cominci a propagandare dicendo questo modo di vivere modesto, questo modo di vestirsi modesto, stai sottomessa e rispettosa di tuo marito, eccetera, al contrario, in negativo, tu stai dicendo che quella invece che si mette la minigonna, si trucca, è libera, ha una sua propria vita sessuale, è sostanzialmente una prostituta. Quindi se la stuprano le sta pure bene. Sì, sì, è anche questo, sì, perché è difficile, come dire, capire non è che è difficile capire, cioè è così sottile la narrazione, così, subdola, che apre a un'infinità di interpretazioni ed è questo il problema. Noi combattiamo tutti i giorni contro i femminicidi e mi domando, tutta questa narrazione che invece viene veicolata sui social di questi contesti, quanto fa bene alle battaglie che noi facciamo contro i femminicidi? Ritengo che non faccia molto bene, perché se poi una donna decide di uscire, non in abiti succinti, ma in abiti normali per i nostri canoni e poi, come dici tu, può indirettamente autorizzare un compagno, un marito violento, qualche testa di cavolo per strada che decide di violentarla perché si sente autorizzato dal suo modo di vestire, è gravissimo, è molto grave. Però non suscita indignazione e questo mi fa paura molto più di quello che raccontano queste donne sui social. Questo indubbiamente. Aggiungerei anche un'altra cosa. La cosa che io trovo più scandalosa è che non si trova una femminista che sia una a dire questa roba non è il caso. Anzi, qualche sera fa io ho assistito a un incredibile dibattito tra Silvia Sardone da una parte e una sedicente attivista di sinistra alla zanzara da Cruciani, che salutiamo, e questa qua le diceva alla Sardone: beh, quando se una donna decide liberamente di mettersi il burkini o di mettersi il burka, è una sua libera scelta, a differenza del fatto che le donne vanno nude in Italia e stimolano il patriarcato. Ecco, quando si arriva a questo punto, che sedicente sinistra, che erano quelle dell'amore libero, della liberazione femminile, quella, il risultato dopo tutto questo casino, positivo casino aggiungerei, perché le donne potessero insegnare, fare i giudici, diventare scienziate, avere una loro vita, una loro libertà, alla fine il risultato qual è? Sposati e sii sottomessa. Però stavolta un marito... Molto di più la non reazione della società occidentale più di quello che loro dicono o che fanno. Perché ripeto,
tu ti puoi vestire come vuoi, a me non interessa. Il problema è il messaggio che tu trasmetti con quel modo di vestire, ed è un messaggio subdolo, è un messaggio di mortificazione della donna in tutte le sue caratteristiche, ed è, ripeto, è terribile per una società che ha lottato per avere la parità di genere, ancora non l'abbiamo e siamo ancora lontani dall'ottenerla in modo, diciamo, veramente, veramente egualitario. Però questo ci riporta indietro, ci riporta a un medioevo ideologico, culturale, politico che fa paura, e io non so se questo faccia veramente bene all'Occidente in generale, però assistiamo sempre di più a queste forme di tolleranza che non sono. Tolleranza non è sinonimo di integrazione, questo anche in italiano, basta andare sul Sì, vocabolario, se non si dispone di un vocabolario cartaceo basta consultare Google, e la spiegazione dei due termini è netta. Integrazione non è uguale a tolleranza, sono due cose diverse, quindi l'integrazione deve fare un passaggio ulteriore, perché io posso tollerare molte cose, ma non vuol dire che quella sia integrazione, sono due cose diverse. Allora l'integrazione passa anche dall'accettazione delle regole, delle leggi e delle regole sociali e civili di un paese. Dopodiché tu predichi il Dio che vuoi, a me non interessa nulla, e ti vesti come vuoi, ma l'integrazione deve essere un'integrazione ideologica, culturale, senza dover rinnegare niente. Io non chiedo a nessuno di rinnegare le proprie origini, il proprio Dio, il proprio credo, la propria religione, ci mancherebbe altro. Non è questo che chiediamo, chiediamo un'integrazione che sia reale, perché se poi noi in Italia accettiamo l'ingresso di donne e uomini che continuano ad applicare le regole del paese da dove provengono, e quindi la Sharia, non mi sta più bene. E esempi eclatanti di tutto questo li abbiamo per esempio in Francia. La Francia è un laboratorio sia di mancata integrazione, sia degli effetti che questa mancata integrazione ha prodotto negli anni, perché in Francia ci sono dei quartieri, ma questo non lo dico io, basta leggere ogni tanto un po' di stampa francese, perché quelle notizie che arrivano dalla Francia qui sono, diciamo, non vengono divulgate, o dalla Francia, dal Belgio, dalla Scandinavia, insomma, e rendersi conto che ci sono delle zone in cui anche le forze dell'ordine fanno fatica ad entrare, dove vige la Sharia, dove in Francia sono stati uccisi. Samuel Paty è uno dei tanti nomi che mi viene in mente, era un professore di una scuola francese ucciso perché aveva osato parlare di libertà all'interno della scuola, in un'ora di lezione, ha detto delle cose che non doveva dire, per questo motivo è stato ucciso, sgozzato. La storia di Samuel Paty, anche questa si può recuperare facilmente su Google, non è difficile trovarla. In Francia, non in un paese islamico lontano da noi e di cui non conosciamo neanche bene il nome, in Francia, a Parigi per l'esattezza, credo, o comunque nelle zone limitrofe di Parigi. Se quindi questo è un laboratorio in entrambi, da tutti e due i punti di vista, quindi la tolleranza non porta a integrazione, e questo secondo me dovrebbe essere una delle priorità dell'Unione Europea, dei paesi europei, ma posso sbagliare, ma non credo che sia così, non ho al momento notizie in merito, anzi casomai è proprio tutto il contrario. Francesca, ma online si può fare qualcosa per evitare questo continuo lavaggio del cervello? Perché voglio dire, qui si usa soprattutto TikTok, che è il social network dei giovani, e questo è proprio un vero e proprio lavaggio dei cervelli. Cosa si può fare? Guarda, è molto difficile, credo. In Italia ci sono spesso operazioni, di recente sono aumentate operazioni che vanno a colpire soprattutto delle giovani, molto giovani, che mostrano segni di radicalizzazione o di estremismo online. Però se non c'è
la collaborazione dei social che filtrano o bloccano un certo tipo di contenuti diventa difficile. Quindi le forze dell'ordine italiane si danno da fare per quello che possono con la polizia postale per intercettare qualunque tipo di profilo che possa in qualche modo essere in odor di radicalizzazione o comunque di estremismo, perché da quando è scoppiata la guerra a Gaza sono aumentati a livello esponenziale anche i contenuti antisemiti, però devo dire che le operazioni ci sono, però ripeto, se non c'è una collaborazione da parte dei social che hanno questi contenuti, quindi chi affida la donna che ti dice quanto è bello mettere abiti modesti fino a altri tipi di contenuti, a meno che non siano particolarmente violenti, sui social circolano senza problemi. E quindi questo indottrinamento sottile, soft, e questo lavaggio di cervello così delicato purtroppo in rete, la rete è piena. E noi esponiamo i nostri figli, i nostri nipoti, le giovani generazioni a questo tipo di messaggi, quindi è complicato, è veramente complicato. Nell'era della globalizzazione così molto spinta, questo è uno dei tanti ehm, effetti collaterali di una globalizzazione che non ha filtri, che non ha controllo, che non riesce a essere gestito a nessun livello, e probabilmente forse c'è anche una mancanza di volontà nella gestione di questi contenuti, perché voglio dire, siamo in grado di bloccare. Facebook soprattutto blocca a volte dei contenuti in modo, penso che sarà capitato a tutti, di subire, più o meno a tutti, di subire un blocco da Facebook per motivazioni non molto chiare, poi però certi contenuti continuano a essere veicolati e non vengono bloccati. Ecco, io qualche domanda me la farei anche senza voler cadere nel complottismo, perché per carità di Dio, però anche come dire, il paragone che si fa spesso, soprattutto ultimamente, si parla della famosa famiglia nel bosco, no, Sì. e ci si chiede, ci si interroga perché sono andati a colpire quella famiglia nella fattispecie, a fronte di un sacco di altre realtà in cui i figli vivono peggio, in condizioni non, di mancanza di scelta di vita, ma per obbligo, okay, basti pensare ai campi rom ad esempio, no, giusto Sì. per dirne uno. Lì però non si entra, non si tolgono i figli, non arrivano i servizi sociali, non arriva il tribunale dei minori e tutta questa roba qui, i bambini che vengono usati per chiedere l'elemosina ai semafori, credo che tutti li abbiamo sempre visti e continuiamo a vedere. Lì non arriva un servizio sociale, non arriva un tribunale che toglie la potestà ai genitori e li porta in un ambiente protetto. Questa famiglia viveva secondo delle regole sue, ma non credo, almeno da quello che ho capito, che a quei bambini mancasse l'amore dei genitori, la tutela, cioè, solo perché non avevano il bagno in casa e non usavano la televisione mi sembra un po' poco, no? Certo. E la stessa cosa, lo stesso paragone si potrebbe fare per queste realtà di cui stiamo parlando. Sui social non c'è un effettivo controllo, poi si vanno a colpire dei post perché magari, non so, hanno pubblicato un'immagine stupida del busto del duce, dico per dire, la prima cosa che pure, però insomma, no? Certo. Magari fare un approfondimento su altri contenuti potrebbe essere utile. E invece non accade, quindi Sai qual è il la vedo fatto? dura, ecco. È che si è perso il concetto di complessità. Ormai qui si va solo per slogan e frasi fatte. Sono più facili, fanno subito presa Certo. e rendono immediatamente. Invece la distinzione, il pensiero, riflettere sulle cose, questo è qualcosa che non viene accettato, non è redditizio, è uno Sì, spreco di tempo. esatto, sì, la È penso uno anch'io spreco di così. tempo. Senti, per finire, Francesca, Sì. che cosa farai domani?
Ancora non lo so, sto aspettando indicazioni dalla redazione, ancora non so che cosa farò, però penso che ci occuperemo, se non oggi, domani, ci occuperemo del 25 aprile, di quello che alcune realtà stanno preparando, quindi sarà un 25 aprile caldo, da quello che sembra, insomma. E noi Perché le saremo qua a battaglie raccontarlo. sicuramente, sicuramente, ci sentiremo molto volentieri. Benissimo. Allora, io ti ringrazio ancora e al piacere di risentirci presto. Grazie a voi, buon lavoro e buona continuazione. Grazie a te. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Love is cold, my old piano. I have a ball with my old piano. My baby entertains the real life of my parties, but still retains an Irish dignity. His international style exudes an air of royalty. His hanky smile is so pleasant to see. Love is cold, my old piano. I have a ball with my old piano. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:40 minuti e 22 secondi siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Apriamo il telefono allo 0292947222 per questa puntata numero 1179 di Zoom di oggi, mercoledì 22 aprile dell'anno del Signore 2022. Avete ascoltato Diana Ross nel 1980, My Old Piano, il mio vecchio pianoforte. I have a ball with my old piano. Ho una storia d'amore, sono pazza del mio vecchio pianoforte, cantava l'immensa Diana Ross. Allora, diamo un'occhiata alle agenzie. La Marina Militare, scrive l'ANSA, pianificato l'invio di 4 navi a Hormuz, l'Iran sequestra 2 cargo nello stretto, poi via libera al nuovo DFP, Meloni il super bonus ci impedisce di uscire dalla procedura UE, fa rabbia. In aula decreto sicurezza, via libera della Camera alla fiducia, le indagini, inchiesta escort, emergono i nomi dei calciatori cercati nei telefoni. Poi ancora, saranno 2 gli astronauti sulla Luna, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Valente, il modulo abitabile per il suolo lunare, un gioiello tecnologico. Cyber security, dall'inizio della guerra in Iran ci sono stati 1245 attacchi cyber in 14 paesi. Il caso, insulti sessisti a 6 mandi, gli hater si scusano e risarciscono. Guarda un po', quando fanno gli eroi online credono di poter dire quello che vogliono, poi quando il giudice li chiama strisciano che è un piacere. La BBC in diretta, l'Iran dichiara che la riapertura dello stretto di Hormuz è impossibile se continua il blocco americano. Il principale negoziatore iraniano ha postato questo messaggio dopo che l'Iran ha sequestrato 2 navi da carico nello stretto di Hormuz, inclusa la Epaminondas, che è una nave battente bandiera liberiana, manco fossimo dentro Borotalco di Carlo Verdone. Allora, bella gente, cosa c'è domani? Domani c'è la Dannatona, la Maratona Danna, Sammy Varin per domani non ci sarà, quindi ci sarò io dalle 7:30 alle 9:30 per la rassegna stampa, poi dalle 11 alle 12 puntata straordinaria di Zoom, il drive time in mezzo a Potere al Popolo, e poi ci ritroveremo, ça va sans dire,
per la puntata numero 1180 di Zoom, che andrà regolarmente in onda attorno alle 18:15, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Io naturalmente vi aspetto come sempre, vi ringrazio, spero naturalmente di offrirvi, io mi auguro di darvi sempre le migliori notizie, perché ahimè il periodo storico è quello che è, ma comunque cerchiamo di fare la nostra parte, lo sapete. Le 19:43 minuti e 32 secondi, ho ancora 1 minuto e 27 secondi di tempo per voi, se volete telefonare, oppure per un'ultima zappa, telefono 0292947222, la zappa 340 670 9659. A proposito di Iran, vi ricordo tra l'altro che le 8 giovani, sapete che dovevano essere giustiziate 8 giovani donne, Trump aveva chiesto di non mandarle al patibolo, l'Iran ha sospeso la pena di morte e infatti Trump scrive: le 8 giovani non saranno giustiziate. Ringrazio l'Iran. Ancora il Pentagono: per ripulire Hormuz dalle mine servono 6 mesi. Anche perché con la ben nota professionalità che contraddistingue la Marina dei Pasdaran, loro stessi nemmeno si ricordano più o sanno più dove hanno posato le mine. Complimenti, complimenti vivissimi. Le 19:44 minuti e 30 secondi, noi chiudiamo qui, appuntamento allora domani alle 7:30 con la rassegna stampa, seguirà poi la normale programmazione della rete, alle 11 ci ritroveremo per Zoom, il drive time in mezzo a Potere al Popolo, e poi dalle 18 alle 20 la puntata 1180 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Voglio salutare il nostro ascoltatore Antonio, che siccome oggi è il giorno della Terra, Earth Day Song, Earth Day, ci chiede questa canzone del 1995 di Michael Jackson, Earth Song, la canzone della Terra, e noi ci salutiamo con essa. Grazie per tutto, per averci seguito, e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.